Un risarcimento per danno d'immagine e per la lievitazione dei costi dell'opera. Tocca alla Corte dei Conti, la magistratura contabile della Regione, porre sotto la sua lente l'inchiesta Mose per cercare di capire se un risarcimento è possibile. Per questo i giudici hanno chiesto al Tribunale copie del dispositivo delle 22 sentenze di patteggiamento sinora ottenute dalla Procura. A risarcire i cittadini potrebbero essere nomi illustri, dall'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan all'ex assessore alle infrastrutture Renato Chisso, soldi che andrebbero ad aggiungersi ai 20 milioni di euro già riportati all'erario della Procura. Ma sul Mose pende anche un'altra richiesta, quella dei cittadini che attraverso il Codacons hanno avviato un'azione per incompatibilità ambientale nei confronti del Mose. La revoca immediata della concessione, quindi di fermare i lavori, perché è evidente che molti dicono che i lavori vanno proseguiti perché tanto l'opera è quasi finita, ma se emerge che l'opera è inutile finire un'opera inutile. Non a 6 zeri la richiesta a 7, in questo caso 6 miliardi di euro, soldi che vanno ad aggiungersi ai 27 milioni di euro che il Consorzio Venezia Nuova potrebbe pagare dopo la verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Gatte da pelare per i commissari appena nominati Luigi Magistro e Francesco Ossola, che martedì a Roma su molte questioni delicate vedranno l'ultimo presidente del Consorzio Mauro Fabris, prima del loro ritorno in Laguna tra mercoledì e giovedì.